I lavori devono partire nella sede del vecchio ospedale, poi se la regione che ha il portafoglio deciderà di progettare un nuovo polo se ne potrà parlare. È questa in sostanza la posizione di sindaco e vice sindaco di Padova a 4 giorni dalla riunione decisiva di lunedì a Venezia. Una linea la loro che comporta un pericolo, quello che ancora una volta la politica faccia melina allungando inutilmente i tempi e rendendo più difficile una decisione finale. Partire con l'investimento in via Giustiniani. E questo è il nostro punto, questo è il punto che noi portiamo con forza nel tavolo di lunedì. A complicare le cose l'assemblea di coalizione civica, di cui è espressione Lorenzoni, che ha messo nero su bianco la bocciatura di un secondo polo sanitario con circa 200 voti, secondo qualcuno troppo pochi per arrivare a condizionare un'opera che riguarda tutto il Veneto. Altro pericolo, quello che coalizione civica metta Giordani, per così dire, con le spalle al muro, costretto ad accettare la decisione. Il sindaco gioca la carta della diplomazia. Sostengo anch'io la mia idea che l'ospedale va fatto in via Giustiniano. Mi batterò fino a lunedì della settimana prossima perché questo avvenga. Chiaramente poi non sono l'unico protagonista, c'è l'università, il rettore, l'unica persona che poi ha veramente il potere decisionale è il governatore Luca Zaia. La regione è sovrana nel spendere i suoi soldi, però la sintonia con Sergio Giordani è totale, come lo è stata fin da quando abbiamo iniziato questo percorso.